Mancano pochi giorni all'inizio della scuola e in Veneto sono 1353 i nuovi docenti di ruolo o che iniziano il percorso finalizzato a diventare di ruolo. 583 arrivano dalle graduatorie dei concorsi e 770 dalle graduatorie provinciali per le supplenze. Tuttavia, per la provincia di Padova sono circa 2000 quelle ancora da coprire. Il provveditore agli studi assicura che tutti i posti verranno assegnati entro questa settimana, giusto in tempo per il suono della prima campanella. Purtroppo questo è un fenomeno che anche questo si ripete ogni anno, perché tanti che sono inclusi nelle GPS e sono inseriti anche nella procedura di conferimento delle supplenze, una volta ricevuta la proposta di contratto poi esprimono la rinuncia, e questo costringe il nostro ufficio poi a ripetere le operazioni con naturalmente ritardi nel conferimento delle supplenze e quindi nella presa di servizio e nella copertura dei posti. I posti ancora vuoti sono spesso tali perché lasciati da docenti che hanno rinunciato all'incarico, una tematica che si ripropone di anno in anno, spiega il provveditore, che assicura che tutte le classi partiranno a pieno organico, pur non nascondendo le difficoltà nel reperire insegnanti per le materie scientifiche. Le difficoltà che si registrano nel reperimento degli insegnanti delle materie tecnico-scientifiche, quindi ingegneri, fisici e matematici, in effetti facciamo fatica, le scuole fanno fatica a reperire questo tipo di docenti. Nel frattempo oggi sono stati riaperti i nidi e le scuole per l'infanzia comunali. I più piccoli sono i primi ad iniziare con il saluto dell'assessore alla scuola, Cristina Piva, che ha ricordato l'importanza del ruolo dell'educatore nei primi anni di vita scolastica di un bambino. Credo che l'asilo nido sia un servizio che è determinante nella crescita anche culturale dei bambini e nella ricerca di una parità, di una modalità di partenza uguale per tutti. E quindi noi ci stiamo impegnando proprio in questo per dare la possibilità a tutti i bambini di frequentare il nido, anche a chi magari non ha la mamma che lavora ma che ha bisogno di una comunità che li accolga e che possa in qualche modo dare le stesse possibilità di partenza.